La visita del ministro Toninelli lunedì prossimo in Sicilia e ad Agrigento. Ascoltiamo in proposito il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, l'agrigentino Michele Sodano. Lunedì 19 dicembre il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, il senatore Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle, in visita in Sicilia a riscontro dei danni per il maltempo, accompagnato dal deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, l'agrigentino Michele Sodano. Sì, noi sappiamo tutti che uno dei più grandi colli di bottiglia nello sviluppo della nostra terra sono le infrastrutture, che in tutta la regione sono mancanti, e per questo motivo con i deputati nazionali siamo andati a trovare Toninelli ad ottobre e abbiamo presentato un dossier dove proprio elenchiamo tutte le varie strade, ponti deficitari, la rete ferroviaria che non esiste, e in questo senso è nato in quell'occasione la consapevolezza che bisogna agire con emergenza per il nostro territorio, e Danilo Toninelli viene qua in Sicilia per questo motivo, per proprio rendersi conto di quali lavori bisogna fare. Infatti le opere che verranno viste sono, oltre al nostro ponte Morandi che necessita di una risposta, andremo anche a fare un sopralluogo nella SS 640, l'Agrigento Cantanissetta, e anche nell'Agrigento Palermo, che inspiegabilmente sono ferme da 20 anni e mettono in ginocchio la nostra regione. Ci sarà anche un incontro con i sindaci per capire come dare una risposta più veloce possibile a quelli che sono stati i danni dovuti dal maltempo, ma in generale quello che voglio dire ai cittadini è che c'è una visione completamente nuova per risolvere i nostri problemi. Toninelli viene qua e capisce che bisogna agire con urgenza, ma dall'altro lato stiamo anche agendo con una nuova legge anticorruzione, perché le grandi opere devono smettere di essere quel salvadenaio dove i politici sono andati a pescare, hanno finanziato le opere dei loro amici, degli amici, naturalmente vogliamo anche, seguendo le indicazioni di tutti gli imprenditori, rivedere il codice degli appalti, che in effetti ha bloccato un po' anche la costruzione delle nostre strade, mettendo dei limiti e favorendo sempre un certo tipo di imprese. Sono contento che Danilo Toninelli venga qua ad Agrigento, perché significa che lo Stato è veramente vicino a noi per un solo motivo: siamo stati in territorio più lasciato indietro di tutti, quindi giusto cominciare da chi ha avuto meno.